Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera. Bentrovati a questa nuova rubrica del MUO, Museo e Archivio di Sydney. Oggi, 28 aprile, è una giornata abbastanza, particolare per gli abitanti della Sardegna, visto che è la festa del popolo sardo. Oggi si ricorda Sardiesa e Sardigna. Noi abbiamo deciso di festeggiarla in un modo un po' alternativo, diciamo. Abbiamo tanti ospiti, tantissimi ospiti nostri. Siamo insieme intanto a Isabella Zeni, che è la direttrice del Museo e dell'Archivio. Buonasera Isabella. Buonasera. Abbiamo anche con noi Silvia Donello, che è la direttrice del GAL. Ciao a tutti e a tutti. Ciao, buonasera. Poi abbiamo anche i fotografi Maurizio Olla e Alessandra Cecchetto, che appunto saluto anche loro. Ciao a tutti. Ciao, buonasera a te. Oggi ho dato il tempo a tutti di salutare, perché così di solito si crea un po' di imbarazzo in queste dirette, perché si saluta e voi tutti, ma posso salutare? Io do il tempo di salutare, ho imparato. Ormai siamo un anno dietro a queste dirette Facebook e YouTube, e quindi questa modalità ormai è entrata un pochino nella nostra vita. Allora, di che cosa parleremo oggi? Intanto la rubrica si chiama Hermes, messaggi dai territori, come diciamo è abbastanza comprensibile. Parliamo di territori, e quindi grazie all'intervento di, io vi chiamo attivisti oggi, in senso lato, estremo, prendetelo un po' come volete. Soprattutto positivo, se posso dire. Assolutamente sì, anche se questa parola come al solito è un po' sensibile, ma attivisti perché? Perché ognuno di voi in un certo senso è attivista, nel senso che fa delle attività concrete per i territori, e in un certo modo appunto vi abbiamo invitato per raccontare la vostra esperienza. Di che cosa parleremo, Isa? Territori, appunto. Benissimo. Io partirei subito con le domande, perché sennò faccio finire tutto il tempo. Abbiamo circa 60 minuti, perché abbiamo deciso che Hermes durerà un'ora massimo. Invitiamo chiaramente le persone a intervenire, quindi se volete commentare potete farlo sia su YouTube che su Facebook, stanno già iniziando a commentare, tra l'altro. Potete anche inviarci dei messaggi a WhatsApp, su WhatsApp al 340 66 71 868. Scriveteci quello che volete, se non è scandaloso lo pubblichiamo. Partirei subito con una domanda, Isa. Sì, allora, a me piacerebbe chiedere a tutti e tre, però vorrei che la prima a dare questa risposta fosse Silvia, e adesso faccio la domanda e poi spiego anche la ragione. E vorrei che ci parlasse del potenziale che possono avere i territori o un unico territorio di fare promozione attraverso le persone, quindi tramite le persone, e quali opportunità possa creare sia il territorio ma anche la persona che poi aiuta a fare promozione. Perché inizierei da Silvia? Perché, come stava dicendo prima Valerio, Silvia è la direttrice in questo momento, la rappresentante diciamo del GAL Sole Grano Terra, che si propone una crescita economica, sociale e culturale delle regioni storiche del Sarrabus, Girrei, Trecenta e anche Campidano di Cagliari. Giusto, Silvia? Corretto. Perfetto. Bravissima. È uno degli obiettivi, anche in parte anche uno degli strumenti, è quello di valorizzare le risorse. E quando si parla di risorse, chiaramente non si parla sempre e solo di risorse economiche, ma soprattutto risorse umane, perché sono quelle che, se riuscissimo a capire che mettendole al primo posto, forse poi farebbero muovere, diciamo, l'economia. Quindi Silvia, passo a te subito la parola. Grazie. Grazie mille per l'invito, prima di tutto, e grazie mille per l'attivista, che è un concetto proprio che mi piace molto, quindi veramente grazie. Parto dall'ultimo che hai detto, Isabella, alla fine, che di fatto l'idea di territorio non può essere che connesso a chi vive il territorio, cioè alle persone che ci abitano, alle comunità, ai luoghi, alle persone, e quindi l'unica maniera che ritengo e riteniamo che possa prevedere, diciamo, un cambiamento nei territori, dei processi, diciamo, che portino verso anche un rafforzamento delle economie locali, le economie di scala,
eccetera, eccetera, può partire solo esclusivamente da chi vive i territori. Quindi la risposta sicuramente alla tua domanda è chi può promuovere il territorio, qual è l'anima del territorio, queste persone stesse che raccontano i luoghi dove vivono. Perché in realtà quello che vediamo maggiormente in questo momento è la necessità diciamo di segnalare le peculiarità di ogni territorio e di ogni luogo. Andare cioè contro l'idea di modelli di sviluppo imposti, l'idea che si parli di modelli di sviluppo replicabili che vanno bene per tutti i luoghi e tutti i territori in maniera uguale e trasversale. Questo è un errore un errore storico che è stato compiuto negli anni sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico. Non possiamo più pensare di ragionare su questioni che riguardano la pianificazione territoriale senza affrontare il discorso che questa va fatta esclusivamente con le persone che appunto vivono nei territori e in funzione delle peculiarità dei luoghi e delle persone. Questa è, credo, la base di un'azione territoriale corretta e non solo, è la base di fatto dei progetti leader che vengono promossi attraverso i gruppi di azione locale, di fatto. Bellissimo. Grazie. Silvia. Grazie a voi. Io volevo passare la parola subito a Maurizio, che in realtà probabilmente ha avuto problemi. Eccolo, è tornato. Però, visto che ormai è uscito, Alessandra, cosa ci dici? Grazie innanzitutto per questa opportunità. Rispondo prima a come si racconta l'anima di un luogo, come reporter e come persona rispetto, diciamo, al mio approccio fotografico. La prima risposta che mi viene in mente è vivendolo, senza dubbio. Ogni volta che diciamo racconto una storia, racconto un luogo, racconto un contesto, ogni volta che insegno come si fa, suggerisco sempre di viverlo. Quindi non potendolo vivere magari per anni, perché tendenzialmente raccontare un paese di quelli coinvolti vorrebbe dire probabilmente come reporter viverci anni prima per capire le dinamiche che ci sono dentro quel luogo, e comunque ne resterei comunque una figura strangia, come si suol dire, no? Straniera. Quindi il modo migliore sono le persone, assolutamente, le persone che ci vivono già, le persone che hanno messo radici, che ci sono nate, che condividono, diciamo, quel senso di comunità specifico del luogo da generazioni. Quindi sì, assolutamente, per me raccontare un luogo, il luogo di per sé è uno spazio che ha senso nel momento in cui viene abitato dalle persone. Quindi assolutamente sì. Sono d'accordissimo con Silvia, assolutamente, anche dal punto di vista, diciamo, più artistico che prettamente il contesto che mi riguarda. E assolutamente lei parla di soluzioni perché ovviamente il suo ruolo è più indicato sulle soluzioni, il mio ruolo è più indicato sullo sguardo, e quindi anche uno sguardo specifico, uno sguardo che non parli di Sardegna in generale, non parli neanche di Tregenta o Sarcidano o Marmilla in generale, ma che sia specifico, uno sguardo specifico e attento sulle sfumature che poi ogni paese effettivamente può offrire, perché pur essendo molto vicini, molti paesi hanno delle specificità e delle caratteristiche interne che devono essere prese in considerazione sia nel momento in cui si guarda, sia nel momento in cui si discute, sia nel momento in cui, a parer mio, si offrono ovviamente soluzioni che devono essere su misura rispetto ai territori, ai luoghi e alle persone coinvolte. Quindi anche dal punto di vista artistico mi ritrovo perfettamente con la visione di Silvia, proprio totalmente. Grazie Alessandra. Grazie a voi. Maurizio, vuoi dirci anche tu la tua? No, vabbè, penso che sia Alessandra che Silvia abbiano esaurito l'argomento, nel senso che sono d'accordo con le loro posizioni. Praticamente, appunto, i luoghi, come dice Alessandra, senza persone non sono luoghi, quindi noi per andare a raccontare i luoghi dobbiamo raccontare le storie, e le storie sono fatte di persone. Questa è la scelta che nel caso particolare di Tremota ci ha portato a questa narrazione, per portare conoscenza, e quindi una volta che si porta conoscenza si porta anche coscienza, per cui si possono applicare anche le soluzioni che
propone Silvia, cioè bisogna conoscerle e la gente deve essere anche cosciente di quello che c'è e di quello che si può fare. Assolutamente sì, hai appena citato un vostro progetto, oggi voi siete stati invitati principalmente appunto per rendere partecipi un po' tutta la comunità che segue le dirette del museo, insomma, chi le seguirà anche successivamente, di questo progetto fotografico molto importante, che si chiama appunto Tremasa, che vede coinvolti dei territori che sono appunto Trecento, Marmilla Sarcidano. Mentre Sarrabus poi si collega con Silvia. Oggi dobbiamo stare attenti anche a queste regioni studi. Io le confondo sempre. Per me esiste solo la Trecento, posso dire? Perché sono 300. A parte queste cose così, questi divertissement, chiamiamoli così, io andrei subito con la seconda domanda, se Isa mi dà l'ok. Sì. Benissimo. Chiederei o a Maurizio o a Alessandra, che ti do libertà di scelta di risposta, qual è il modo migliore per raccontare l'anima di un luogo? È una domanda retorica perché immagino che voi abbiate già una risposta, no? Vabbè, sì, infatti te la dà Alessandra. Vado io. In realtà per me è la stessa risposta di prima. Nel senso, il luogo si racconta tramite le persone e quindi il progetto Tremasa rientra assolutamente in questo intento, nel senso che io credo che il valore principale dei paesi che abbiamo per ora fotografato, delle realtà che abbiamo per ora fotografato, sia assolutamente, come dicevo prima, le particolarità, le eccellenze che sono contenute in questi paesi. Cioè, abbiamo avuto la possibilità di avere, anzi l'onore di conoscere. Sì, vuoi far andare il video prima? Sì, nel frattempo, se posso, faccio andare il video così si vede anche qualcosina del lavoro che avete fatto. Fai andare il video, poi continuo. Sì. Posso interromperti? Tanto Vai, sì. io sono fatto così, cioè a un certo punto interrompo le persone. Ti chiedo, visto che in realtà in parte hai già risposto, ma c'è un esempio che vi è rimasto più impresso? O comunque a me, ad esempio, piace un sacco il caso Las Plasas, perché se vado a pensare a Las Plasas, intanto poi vorrei che spendessi 2 parole per spiegare qual è l'obiettivo del vostro reportage, cioè raccontare i territori sì, ma da che cosa è partito, perché non l'abbiamo ancora detto oggi. Però ad esempio a me Las Plasas è piaciuto molto perché oltre a dare l'opportunità ad un territorio davvero interessante e fantastico di essere raccontato, rappresenta un po' un ecosistema, se vogliamo, di cultura non solo legata all'ambito storico, ma anche di cultura d'impresa, cioè parlo di quelle tradizioni di agricoltura, di memorie di artigianato che si tramandano di famiglia in famiglia, no? Ci sono dei casi, mi sembra di aver visto dei casi abbastanza interessanti nel vostro lavoro. Ecco, non so se voi volete dirci qualcosa rispetto a questo. Certo, allora inizio dall'inizio, dal progetto, perché effettivamente non ne abbiamo ancora parlato. Allora, come dice appunto il video, il progetto si chiama Tremasa, appunto prende il nome da Trecento, Marmilla e Sarcidano, e inoltre richiama la sensazione, che è appunto di tremore, tremas in realtà in sardo, nel momento in cui, diciamo, è uscita la notizia il 5 gennaio dove è stata comunicata un'ipotetica mappa delle zone potenzialmente idonee come siti di stoccaggio di rifiuti radioattivi, esattamente 14. Quindi il 5 gennaio è uscita questa notizia, il 5 gennaio io e Maurizio abbiamo deciso di unire, diciamo, le energie. L'intento era già lo stesso, non dovevamo neanche, diciamo, metterci in linea perché avevamo la stessa visione. Abbiamo deciso di ideare un progetto multimediale, perché Tremasa è un progetto multimediale che contiene una parte testuale molto curata, una parte fotografica e una parte video.
Quindi unire, diciamo, creare anche usare un media che poi è quello dei social, quindi molto nuovo per noi perché veniamo un po' dal reportage tradizionale, dal reportage classico, documentaristico, quindi anche noi metterci alla prova effettivamente come nuovo medium di comunicazione, quindi il social, quindi usare video, foto, testo, quindi ci sono un po' di cose anche per noi che sono state, diciamo, una novità per quanto riguarda il nostro percorso artistico. E decidiamo di individuare all'interno di queste zone delle realtà particolarmente interessanti, quindi tracciamo una mappatura, viene tracciata una mappa che è quella che avete visto all'inizio, una cartografia dei luoghi, che in qualche modo è una provocazione e un espediente, nel senso, una provocazione nello senso che abbiamo deciso di riprendere una mappa che ci è scomoda, per raccontare in realtà qualcosa di molto bello. Quindi prendiamo come espediente una mappa, per tracciare una mappa di bruttezza, se possiamo ridurlo, per tracciare una cartografia in realtà di bellezza. Quindi attraverso i racconti delle persone che effettivamente si trovano molto vicine come realtà, come impresa, come vissuto a queste aree, quindi molte delle storie che abbiamo raccontato sono di persone che hanno un'attività da 3-4 generazioni che a 300 metri da uno dei possibili siti di stoccaggio. Quindi al di là della notizia la domanda è stata come effettivamente il territorio ha risposto a questa minaccia, tra virgolette, come si sono sentite le persone all'idea di davvero di immaginare un sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi di fianco magari alla loro impresa biologica, al loro vivaio. Ci sono tanti sacrifici all'interno ovviamente delle realtà che abbiamo raccontato e, come dicevo, tante eccellenze. Ci sono persone che sono pozzi di sapere, di tradizioni, di memoria, non hanno un bene materiale ma hanno un bene umano, c'è una grandezza umana e di memoria storica e di saperi infinita. Quindi abbiamo deciso di raccontare diverse storie. Una storia a cui io sono particolarmente legata è assolutamente quella del vivaio Pisu, che forse è una delle storie a cui siamo legati particolarmente entrambi. Mi permetto di parlare anche a nome di Maurizio. Premetto che non c'è stata una storia che non ci abbia emozionato e che non abbiamo trovato ricca di coraggio, di sacrificio, di umanità. Cioè sono persone che davvero hanno deciso hanno fatto una scommessa con un'intuizione che hanno avuto magari i loro bisnonni, che decisero ad esempio di comprare una macina in pietra, e poi oggi rappresentano comunque una realtà biologica come quella del mulino a Nedda, che permette l'esistenza di tante altre realtà biologiche, okay? Quindi un volano per il bio in quella zona. Quindi non c'è una storia più o meno importante. Quella di Marcello Pisu e del vivaio ci ha colpito perché Marcello ha un vivaio nella zona di Baradili a 300 metri da una delle aree che sono state individuate, e da 3 generazioni sono vivaisti. Da una generazione all'altra hanno iniziato a trattare in realtà coltura a terra, poi hanno capito che non era redditizio e sono tornati al vivaismo, così come era il nonno di Marcello. Marcello, se posso fare, ecco, grazie. Questo è Marcello Pisu, appunto. Noi quando arriviamo, quando veniamo ospitati all'interno di qualsiasi realtà, la prima cosa che facciamo è fare un'intervista. La prima cosa che facciamo in realtà è farci offrire un caffè, però poi facciamo l'intervista. Se ce lo offrono lo beviamo sempre volentieri. Poi facciamo l'intervista. Marcello mi ha colpito molto perché Marcello ha un ritmo e ha una lentezza che in qualche modo noi che viviamo in città o comunque non a stretto contatto con la natura abbiamo un po' perso. Cioè Marcello durante l'intervista mi fa sorridere questo aneddoto perché io non capivo se lui avesse effettivamente finito di raccontarmi la storia o se stava continuando. Quindi ti veniva la voglia di interromperlo. In realtà lui stava riflettendo coi suoi tempi, capito? Quindi ammirare anche una lentezza rispetto al ritmo della mia vita lo faccio io.
E il mio ritmo è dettato dalla natura, cioè Marcello è una persona che normalmente gira scalza per il vivaio, si occupa di portare quasi tutti i mandorletti della Sardegna e accarezza le piante, sale sui mandorli come se fosse la cosa più naturale che possa fare, cioè si vede che proprio ha un sapere e una sicurezza in quello che fa che è davvero emozionante. Cioè Marcello dovrebbe insegnare assolutamente alle persone la cultura del mandorlo, la cultura dell'ulivo, perché sono saperi che lui conosce perfettamente e tutte le persone si rivolgono a lui in Sardegna per quanto riguarda questo sapere. Quindi è emozionante davvero conoscere Marcello perché è proprio una persona molto 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 ricca, e anche gli altri non sono stati sicuramente da meno. Allora, io vedo Isabella che preme perché ci sono delle domande dal pubblico. Sapevo che saremmo andata così, nel senso che stanno arrivando domande, riflessioni e spunti, quindi blocchiamo tutte le nostre domande che abbiamo proposto noi e Isabella. No, vorrei cogliere l'occasione, visto che vuole essere un dibattito, anche un dialogo, soprattutto anche con le persone che ci stanno seguendo, insomma, leggerei delle domande, poi vi darei la possibilità di rispondere. E lancerei poi io anche una domanda a Silvia per ricollegarci in parte a quello che ha detto Alessandra adesso e che è molto interessante, per vedere poi come il GAL, quindi la funzione del GAL e poi anche il reportage Tremasa in qualche modo si incontrino, perché effettivamente così, non solo virtualmente oggi, ma c'è una ragione per tutto, mettiamola qui. Allora, la prima domanda che ci fa Martino Capai ci chiede a livello concreto se si sappia qualcosa sull'invio dei rifiuti radioattivi e se sia stata effettivamente stabilita una qualche data. Penso che, se posso rispondere anche io, in realtà tutto tace, nel senso che c'è stata la proposta, ma ancora non è stato diciamo né ufficializzato poi la decisione finale, quindi tantomeno si ha una data assolutamente di inizio dei lavori. Giusto? L'ho fatta molto corta. Allora, sì, c'è una parte di dibattito che si avverrà il 5 luglio con tutte le parti in causa. Cioè, tutti i territori hanno tempo fino al 5 luglio per formulare le loro obiezioni. Dopodiché, anche se poi in Sardegna in realtà il rischio è veramente limitato, perché ci sono regioni che hanno situazioni molto migliori, tra virgolette, per poter ospitare i rifiuti. Quello che ha detto Maurizio è molto importante, scusate se intervengo, il fatto che in questo momento le persone, le associazioni, i gruppi di interesse stanno stilando le osservazioni da inviare, e quindi ci sono già gruppi che si sono mossi. L'ISDE, per esempio, come primo, Medici per l'Ambiente, come primo gruppo ha inviato per primi le osservazioni, e quindi è un momento questo molto importante, preparatorio alla fase poi partecipativa seguente. Fantastico, grazie. Sì, perché poi effettivamente anche io l'ho resa molto semplice, nel senso che tutto tace dal punto di vista del processo, sì. Diciamo, esatto, in realtà è tutto in fermento, nel senso che le parti direttamente interessate stanno procedendo affinché appunto si possa prendere poi in considerazione, si possano prendere in considerazione le loro voci. Questo è chiaramente fondamentale, le loro ragioni, questo è importantissimo. Passerei poi alla domanda che fa Roberto Degliana relativamente al reportage Tremasa, se chiede, oltre alla promozione social che state facendo attualmente, se avete pensato ad una pubblicazione poi futura. Penso che parli proprio di una pubblicazione cartacea, ecco, fisica. Non so se questo... Sì, ci stiamo muovendo anche da quel lato. Perfetto. Nel caso lo porteremo in libreria e lo presenteremo poi al museo. Questo già lo anticipiamo, insomma, non è ancora uscito, però lo mettiamo in conto. Ok, invece la seconda domanda che ha fatto Roberto Degliana la rimanderei al video in cui avevamo già raccontato durante il Buon Compleanno Faber, se non sbaglio, e quindi passerei alle altre domande. Vorrei partire dalla considerazione che fa De Gianas Silvi, spero di averlo letto bene, che dice: molto interessante questo racconto di Alessandra Cecchetto. La prima riflessione che mi viene in mente è questa: chissà se noi saremmo capaci di vivere con dei ritmi così lenti, con i ritmi della natura. Forse, per come siamo abituati alla frenesia di primo acchito, credo che ci spiazzerebbe non poco.
Mi ricollego a questa prima riflessione per rimbalzare, diciamo, una domanda invece a Silvia, che appunto in parte si ricollega con quanto ha detto Alessandra, e soprattutto con la scelta dei territori che è stata fatta per appunto come sede di stoccaggio di questi materiali, perché teoricamente, quantomeno nelle carte, risultano spopolati o comunque con una bassissima densità di popolazione, ed è questo che sostanzialmente li ha resi assolutamente favorevoli a questa scelta. Il fatto che siano spopolati in questo senso risulta negativo, nel senso che ci vivano poche persone risulta assolutamente strano, e allo stesso tempo risulta invece positivo, visto che non ci vivono molte persone, allora lo possiamo utilizzare per qualcosa di un po' più impegnativo dal punto di vista ambientale, ecco, passatemi il termine. Quindi vorrei che tu magari facessi una tua riflessione, anche perché chiaramente voi vi occupate di questo spopolamento del territorio. Che cosa vuol dire spopolamento del territorio, e in realtà quali possono essere anche i vantaggi di un territorio che non ha un'altissima densità di popolazione, e allo stesso tempo poi quali possono essere le realtà che si possono incontrare, come ad esempio quelle che ci ha raccontato poco fa Alessandra, ecco. Sì, di fatto c'è un po' una divisione probabilmente sul fatto di capire se il territorio è spopolato perché le persone hanno deciso di andarsene o perché se ne sono dovute andare per ragioni pratiche concrete, nel senso che le problematiche che affrontiamo dal punto di vista del partenariato, quindi dei soci che partecipano attivamente alle attività del GAL, principalmente si basano su questo concetto, l'idea che le persone nelle famiglie e quindi, come descrivevate voi, no, il passaggio generazionale eccetera non vuole essere interrotto, le persone vogliono rimanere nei territori, ma per rimanere dei territori hanno frequentemente bisogno di servizi, hanno bisogno di trasporti, hanno bisogno di servizi territoriali di ogni genere, cioè dal punto di vista dell'istruzione, della scuola, della salute. Sono tutte le problematiche che spesso e volentieri noi ci troviamo appunto a discutere, di cui discutiamo, e quindi la cosa molto importante è sottolineare che se noi arriviamo a vedere delle realtà che sono appunto così peculiari, bellissime dal punto di vista anche un po' come le descriveva Silvi, no? Dal punto di vista del concetto così naturale, ambientale, eccetera, le vincolerei al concetto molto forte di resistenza, nel senso che attualmente vivere in territori che sono periferici e marginali dal punto di vista della difficoltà con la connessione e l'utilizzo di servizi implica una forza di volontà molto, molto importante, che è connessa non soltanto alla volontà di rimanere e quindi di portare spesso e volentieri avanti il lavoro tramandato in famiglia, eccetera, eccetera, ma anche alla volontà magari di riscoprire e di ricrearsi e di reinventarsi in territori dove il lavoro magari non c'è, se non magari poco, è quello tradizionale. Quindi sicuramente sarebbe molto bello tutti insieme fare a un certo punto, un giorno magari, una riflessione su quello che i territori vogliono, no? Ascoltare. Quindi Alessandra ha usato moltissimo il concetto di racconto, che trovo che sia la parola appunto che calza perfettamente anche, diciamo, all'interno del nostro lavoro. Di fatto noi non esistiamo come tipologia, noi siamo di fatto, per chi non lo sapesse, il GAL è un gruppo di azione locale, in realtà possiamo definirla un po' genericamente un'agenzia di sviluppo locale, potremmo dire, ma il nostro, diciamo, lavoro non può partire e non può che dipendere dalla volontà del partenariato. Quindi la programmazione si basa tutta sull'ascolto, e quindi attraverso l'ascolto noi raccontiamo la strategia. Possiamo farlo soltanto attraverso, diciamo, le parole di chi partecipa alle attività. Noi da soli non possiamo di fatto decidere niente da questo punto di vista. E quindi io credo che la riflessione più importante sia questo, cioè resistere nei territori in funzione di
battersi per cercare di creare e migliorare i servizi nei luoghi dove le persone possano restare e contemporaneamente combattere poi l'avanzata di progetti di sviluppo come appunto i depositi di scorie nucleari o anche altri progetti di sviluppo che magari impattano violentemente nel territorio. Diciamo che siamo forse negli ultimi 10 anni orientativamente abbiamo visto diversi progetti di sviluppo abbastanza invasivi da certi punti di vista, che proprio le persone che vivono i territori sono riusciti a combattere, spesso e volentieri respingere. Mi vengono in mente le speculazioni energetiche, una su tante per esempio. Diciamo che questa forza, il fatto di riuscire a restare nel territorio, di raccontare il territorio, è dato dall'attivismo e dalle persone come Maurizio e Alessandra che raccontano i territori, che sono uno sguardo esterno che entra nel territorio, ne racconta, diciamo, la bellezza, la vita quotidiana, eccetera, eccetera, che si unisce poi con chi nel territorio ci vive di fatto. Posso ricollegarmi? Sì, concordo Silvia, infatti il GAL secondo me è fondamentale, perché poi è quello che è l'occhio e l'orecchio della regione, di chi poi deve prendere politiche mirate, decisioni mirate. Infatti mi piace molto anche l'introduzione poi dopo specifici, Silvia. Avete visto un tremore nel mio viso, però almeno in teoria dovrebbe essere quello. Infatti mi è piaciuto, hai richiamato il termine attivista e mi è piaciuto anche quando l'ha introdotto Valerio, perché appunto la e quella di Alessandra sono intenzioni attive, ossia quando abbiamo sentito di questa notizia io avevo pensato, scusa, ma perché hanno scelto quei territori? Perché non c'è coscienza di quello che c'è, cioè stiamo parlando di territori dove c'è il patrimonio dell'UNESCO, la Giara, un sacco di micro e macro realtà che non vengono conosciute, quindi in realtà partiva sempre da un deficit nostro, anche perché così profondamente come abbiamo modo di conoscerli adesso. Quindi la prima cosa da fare, almeno per pareggiare i conti, diciamo, che era quello di portare a conoscenza di quello che c'è, quindi rendere la gente cosciente, in modo, se tu sei cosciente e lo ignori, allora è una tua scelta. Se non lo sai, se non sei a conoscenza di qualcosa, non puoi essere colpevole, ma se tu sei cosciente hai un peso sia quando vai a votare, sia quando il GAL è indice in una riunione. Quindi tornando per chiudere il discorso, è fondamentale appunto che si capisca cosa c'è nei territori, al di là della densità popolativa, perché a volte può essere una maglia larga di popolazione, può essere una peculiarità di un territorio, anche perché noi in Sardegna abbiamo particolarmente produzioni a bassa densità, come può essere il reparto vino o il grano. La resa è diversa, ma non che debba essere per forza più intensa, è perché è quello, ma sta a noi sardi o sardi, persone che vivono a Sardegna, far sapere quello che c'è fuori, perché uno che sta a Roma e prende dei dati analitici, per un tecnico che stila una mappa, non può sapere, se ci fosse stato il Mar Mille in 300 non avrebbe mai messo un esercitano uno di quei territori. Quindi è un deficit nostro che dobbiamo andare tutti insieme anche con questi interventi qua, come Hermes. Oggi è il giorno giusto di discutere sicuramente anche di questi concetti di coscienza e di appartenenza di fatto ai luoghi, assolutamente, perché come dici tu, alla fine cioè, la coscienza e l'appartenenza al luogo è la svolta, nel senso sentirsi all'interno di una comunità e volerla, cioè, proteggere, difendere, migliorarla. Questo implica ovviamente partecipazione, che è un elemento estremamente difficile, non è semplice, è un elemento estremamente complesso. E quindi insomma sono delle corde estremamente delicate che sono, diciamo, la peculiarità, la bellezza dei luoghi è data anche da questo, però chiaramente insomma è questo, insomma, un po'. Sì. Io sono assolutamente d'accordo con tutto quello che avete detto. Di fatto ci sono delle costanti
che si ripetono non solo, diciamo, sia in Sardegna che in altre regioni che, ritornando al discorso di spopolamento, che stanno subendo in realtà appunto questa disgregazione socioculturale, perché in realtà è quello, no? Perché senza una società poi non c'è cultura e non c'è nemmeno economia. E chiaramente nell'isola lo viviamo da vicino perché conosciamo delle realtà anche noi che magari incontriamo ogni giorno. E c'è questa costante qua, che mancano sempre questi servizi. E di fatto è così, perché se noi viene tolta, viene una, la posta, la scuola, il medico, la farmacia, non possiamo vivere realmente, posto che ognuno di noi poi magari dice, vabbè, io non uso farmaci. Sì, però se non hai il supermercato dove andare, perché le botteghine che sopravvivono sono poche, cioè a un certo punto spariscono anche quelle. Chiudo con un commento, una riflessione che ha fatto Sara Balistieri su YouTube. Lei dice: dovremmo ripartire dalla cultura della terra rivolta alle nuovissime generazioni, per passare il messaggio che i ritmi lenti della natura non sono uno svantaggio, ma un'opportunità per riappropriarci del nostro futuro. Questo è assolutamente vero. Il discorso è che io chiaramente parlo della mia esperienza, perché cerchi di avere un approccio molto lento nella mia vita. Di fatto dobbiamo correre perché siamo in una società dove tutto è fatto con dei ritmi che sono incalzanti, cioè oggi finiamo una diretta, tra 2 giorni ce n'è un'altra, domani mattina sveglia, fai questo, fai questo, è tutto più dilatato nel tempo, ma c'è un tempo sincopato, userebbero i musicisti, visto che Sara la conosciamo, è una musicista, spero di aver usato il termine giusto per definire questo. Isa, ripasso la parola a te. Sì, allora io vorrei dire che mi trovo molto d'accordo con quanto ha detto Sara Balistreri, il messaggio che ha letto poco fa Valerio, e che secondo me in qualche modo rientra in questa rete che stiamo creando di dialogo con questo momento. E appunto, se c'è la possibilità di vivere un territorio in maniera ampia, nel senso proprio reale del termine, perché non farlo? Perché dobbiamo sentirci soffocati o non possiamo semplicemente trovare un nostro ritmo? Questo è fondamentale. Poi chiaramente ognuno il suo lavoro e quindi poi ognuno la possibilità di trovare il proprio ritmo, ma è questa la cosa bella. Cioè, secondo me il concetto da sottolineare è proprio la libertà di poter vivere un territorio come meglio si sposa alle nostre necessità e alla nostra vita. E questo ci dà la possibilità anche di trovare uno strumento per rallentare, che è dato dal territorio stesso. Io credo che questo sia molto importante. E ugualmente importante in questo senso sono dei contenuti che diventano anche strumenti, come ad esempio Tremasa, come ad esempio il GAL, perché come diceva anche Silvia, che ha definito il GAL come un'agenzia, chiamiamola così, serve se qualcuno crede nel GAL e supporta il GAL, perché il GAL da solo appunto è un tramite, quindi non è che deve fare per conto di, è un supporto che deve essere giustamente utilizzato da chi ha coscienza o vuole avere coscienza di vivere quel territorio. Io credo che questo sia fondamentale e in parte si ricollega alla prossima domanda. Silvia ha già risposto in parte a questo quesito, che è appunto quello della necessità, quindi quali sono i bisogni che hanno i territori, e nello specifico poi i territori di cui stiamo parlando oggi, e allo stesso tempo quali sono le opportunità e gli strumenti che le persone hanno a disposizione in questi stessi territori. Non so chi voglia rispondere per prima, magari Alessandra, visto che... Prima entrambi, così, se no sembriamo un essere unico, ma in realtà non andiamo per niente d'accordo, quindi è meglio se... Allora, che potere hanno le persone per valorizzare i territori? Allora, secondo me, ripeto, io umilmente esprimo delle impressioni da cittadina e creativa. Partiamo da questo presupposto. Allora, per me quello che non si sta facendo e che si dovrebbe fare è principalmente, a parte sulla questione strutture, che sono perfettamente d'accordo con Valerio, perché effettivamente
diversi studi, l'ultimo studio sullo spopolamento dell'Università di Cagliari, ma diversi studi parlano effettivamente anche di perdita delle strutture, dei servizi, quindi nel momento in cui effettivamente per andare a scuola mi devo spostare alle superiori, devo spostarmi necessariamente, o per usufruire di altri servizi devo spostarmi necessariamente, ovviamente vanno a svuotarsi quei paesi semplicemente per necessità. Dall'altra parte, secondo me, c'è proprio le persone hanno in mano la possibilità di ricreare rete e comunità, che è una cosa in cui crediamo molto noi nel progetto. Noi non abbiamo fatto Tremason, non stiamo raccontando le storie per tenerle nel cassetto, le stiamo condividendo anche per questo. Sogniamo un momento in cui faremo un incontro con tutte le persone che avremmo fotografato, che è una piccola rete che però rappresenta tanto, perché si creerà, e vorremmo ovviamente creare una rete tra le persone che stiamo fotografando, ma si sta già creando una rete importante anche tra creativi e artisti. Diverse persone e diversi artisti sardi ci hanno contattato perché sono stati in qualche modo suggestionati dal nostro progetto, stimolati dal nostro progetto, e ci hanno detto: anche noi vogliamo dire la nostra, ovviamente col nostro linguaggio, che magari non è per niente fotografico, magari è un'installazione, magari è un'opera performativa, però è molto bello vedere anche la risposta dei creativi, perché ultimamente quello che percepisco io, ma spesso ne ho parlato anche con Maurizio, siamo entrambi due creativi che sono andati fuori e sono tornati, consapevolmente hanno deciso di tornare. E io penso che sia molto importante andare fuori per tornare, perché ti dà la possibilità di vedere effettivamente con uno sguardo nuovo determinate dinamiche. Quello che vedo io da persona appunto che ha deciso di tornare in Sardegna e provarci, è proprio questa difficoltà di fare rete sia a livello di comunità e di paesi che a livello anche come creativi. Io ho trovato molte difficoltà a vivere proprio un senso di comunità anche tra creativi. Penso che siamo spinti sempre di più verso un individualismo abbastanza marcato, e questo ovviamente va completamente controtendenza totale rispetto al senso di comunità. Il senso di comunità è anche aprire la porta e dire: entra a casa mia, ti faccio vedere quello che faccio e te lo insegno. Quindi da una parte secondo me sì, i giovani magari sono meno interessati a guardare i saperi dei paesi, però c'è una propensione anche non altissima dei paesi ad aprire le porte per i giovani. Quindi si dovrebbe creare maggiormente questo incontro tra le persone che a quel punto si sentono, le persone anziane, magari dei paesi, l'età media dal 1951 al 2011 è passata da 28,8 a 44, quindi ovviamente i paesi stanno vivendo non solo lo spopolamento ma anche un invecchiamento importante. Quindi bisogna dialogare con gli anziani, bisogna dialogare con le persone più grandi, perché sono dei saperi, però che vanno valorizzati. Quindi l'incontro, secondo me, tra un giovane che vorrebbe apprendere e apprendere anche quella lentezza di cui parlavamo prima, perché quella lentezza è salute, e lo dico da persona che è tornata da Roma. Io sono tornata qua perché non sarei mai potuta vivere a Roma, perché purtroppo, per fortuna, sono nata con ritmi molto lenti. E i ritmi molto lenti ho capito che rappresentavano il mio modo di vivere del benessere emotivo, psicologico, eccetera. Quindi l'incontro e il creare rete, basta a volte anche solo parlarne, creare una discussione o un tavolo come quello che stiamo facendo, quello che stiamo vivendo noi in questo momento, parlarne, raccontare, dire: ho incontrato quell'uomo che è bravissimo a potare i mandorli, per dire. Parlare e far conoscere, perché io mi rendo conto tra i miei coetanei che quelle zone si conoscono davvero molto poco. Cioè io sono a Cagliari, stiamo parlando di zone che sono a 40 minuti da qua, eppure vengono esplorate molto poco. Tantissime persone non sono mai state sul Monte Arci, tantissime persone non hanno mai camminato sull'ossidiana del Monte Arci, tantissime persone non sono mai andate a vedere i Cavallini della Giara. Si fermano a Barumini, che conosci, fantastico Barumini, però c'è molto altro. Quindi anche solo prendere la macchinina, andare a parlare con le persone e farsi raccontare. Secondo me quello potrebbe essere, creare un dialogo e creare rete è la salvezza assolutamente di territori come quelli di cui stiamo parlando.
Sì, a parte e poi l'impegno politico intelligente, ossia a parte i servizi che sono una cosa fondamentale, si è visto che i servizi solamente non portano al ripopolamento, perché se io metto la farmacia ma poi non viene vissuta da 9 persone e il prete fa più funerali che battesimi, la farmacia può durare 1 o 2 anni, sono vicoli ciechi come tipo di politica, quindi c'è un'integrazione di questa politica appunto sia strutturale che fondamentale, perché è anche, può essere anche pensata in maniera differente, perché in tutta Europa abbiamo casi diversi di diverse zone ad alto spopolamento, il Galles, ma ho letto anche della Lapponia, che è la zona in Europa con più alto tasso di spopolamento, dove lì hanno fatto politiche strutturali affiancate a politiche che agevolano l'insediamento di giovani coppie dal punto di vista fiscale, di incentivi anche per l'adozione o comunque per bambini, anche e-learning, quindi quello che stiamo facendo anche noi, cioè in realtà anche questa urbanizzazione adesso è diventata un po' liquida. Se vogliamo prendere il buono da quest'ultimo anno, non è più così traumatico andare a trasferirsi in un altro paese, quindi se la politica spinge un po' queste cose qua, perché poi alla fine è quello, cioè i nostri dipendenti sono i politici, quindi bisogna ricordarli che devono fare anche delle cose anche non solo per le zone dove c'è un bacino elettorale maggiore, tipo Cagliari e Sassari, ma anche per zone dove gli elettori sono veramente pochi. Quindi comunque concordo con quello che ha detto Alessandra, giusto per fare una nota sulle politiche che sono importantissime, quindi cosa possiamo fare noi? Parlare, che le situazioni di incontro, e poi l'unico strumento che abbiamo è quello di andare a votare, che ci piaccia o non ci piaccia, che chi si siede di volta in volta lì ce lo mettiamo noi, quindi anche quello, oltre alla parte propositiva che dice Alessandra di fare incontri e fare rete, perché abbiamo visto come anche le cooperative sono una soluzione ideale, soprattutto per territori con bassa densità popolativa. Allora, io leggerei altri commenti e delle domande che sono arrivate, vi leggo a ruota libera 2 commenti e poi una domanda. Davide Simoni, bravi, attività come la vostra aiutano a dare un volto a questi territori e alle loro storie. Mancano le rappresentazioni e forse questo è un sintomo della mancanza di consapevolezza di sé, consapevolezza che necessariamente deve nascere dal dibattito. Mancano le scintille che lo inneschino. Sì, la consapevolezza, questo è un aspetto molto importante. Poi invece i Leni Azzoli, manca un po' il concetto di responsabilità individuale e collettiva, e in realtà questo è emerso proprio nel dibattito, dell'impatto delle nostre scelte sulle comunità e sui territori. Siamo abbastanza abituati a demandare come se certe decisioni non ci toccassero, ed ovviamente è difficile, passatemi il termine, dice, fare la differenza sui territori se si lavora da soli. E anche questo è una cosa assolutamente vera, è una triste realtà in questo caso. Parto con la domanda sempre di Silvi, Deiana Silvi, che chiede, molto importante questo aspetto di fare rete. Verificate ancora, per la vostra esperienza, la reticenza a creare rete tra le figure professionali e o tra gli enti? Chiederei a Silvia di rispondere. Infatti, mi sembra la patata bollente per te. Ti ha servito una domanda. Cioè, tipo, chiudiamo così. Beh, allora, il problema fondamentale è che per quanto riguarda aree marginali, periferiche, come vengono definite a livello di fatto europeo e che vengono finanziate per tali ragioni, la ragione, diciamo, essenziale di queste difficoltà è data dalla difficoltà a lavorare in rete, chiaramente. Queste zone, se non avessero queste difficoltà, ovviamente non sarebbero finanziate. E quindi troviamo nella stessa ragione, nella stessa esistenza la ragione, diciamo, d'essere. Le difficoltà di fare rete sono essenziali, ma sono date anche dal mio punto di vista, da politiche socio-economiche nel tempo che si sono sviluppate in maniera diretta verso finanziamenti individuali, che non hanno per anni e decenni finanziato l'operare e il fare insieme, quindi finanziavano il singolo trattore, non finanziavano magari il fatto di
lavorare tutti insieme per qualcosa. I GAL nascono per questa ragione, per cercare di stimolare il lavoro in rete. E mi ricollego a quello che ha detto Alessandra, cioè fare insieme, lavorare in comunità, fare rete, cioè sono i termini chiave che ovviamente possono essere soltanto rafforzati con l'azione pratica, cioè mettere insieme le persone e fare insieme concretamente qualcosa, perché spesso e volentieri le relazioni e le reti si creano ovviamente quando si ha un rafforzamento dei legami di fiducia e di stima, di conoscenza reciproca, di scambio. Alessandra parlava di aprire la porta di casa, ma è realmente quello che succede. Io ti faccio vedere quello che so fare, tu mi fai vedere quello che sai fare. Questo avviene soltanto con la frequentazione e la pratica. Per cui questo momento storico, se da un lato ci offre delle, come diceva anche Maurizio, delle infinite possibilità, nel senso sappiamo che possiamo lavorare ovunque, sappiamo che possiamo parlare anche di innovazione, anche in territori rurali, in zone spopolate, che potrebbe essere anche una fonte forte di ripopolamento, no? Il fatto di immaginarci anche in altri luoghi. Però l'ultimo anno, dal nostro punto di vista, è stato davvero tragico dal punto di vista delle relazioni, perché sederci davanti a un computer e cercare di fare un'assemblea o organizzare dei tavoli di discussione in questa maniera ha snaturato totalmente l'obiettivo, che è quello di incontrarsi, parlare prima o dopo la riunione, cercare di organizzarsi, che sia anche la creazione di microreti all'interno di gruppi più grandi. Però per noi questo è stato davvero veramente tragico, e così lo vive anche il partenariato, i soci lo vivono così. Non lo affrontano in maniera, diciamo, semplice da questo punto di vista, quindi speriamo di andare verso il bel tempo, verso la possibilità di vederci anche all'aperto in un posto dove si possa comunque vedersi fisicamente, perché al di là di tutto ci sono problemi di rete, internet ovviamente in certi luoghi, non è facile sempre. Alcune persone non sono formate per stare davanti al computer, fanno altro nella vita, quindi non lo sanno usare, e quindi insomma è tutto abbastanza, da questo punto di vista ci dà nuovi spunti di riflessione e nuove sicuramente necessità di ripensare un po' tutto quanto, sia le nostre relazioni che la strategia, è proprio ricordarci quanto sia importante fare rete. Senza quella non andiamo da nessuna parte, nel senso che ormai non immaginarci in uno sviluppo di gruppo, di strategia comune, non ci porta da nessuna parte. Sicuramente quello è una cosa che abbiamo interiorizzato come soci, e cerchiamo di provare a praticare da questo punto di vista. In questo senso Maurizio e Alessandra ne sono un esempio di due fotografi professionisti che hanno deciso di mettersi insieme per raccontare un po' la loro visione. Ti vogliono mettere in difficoltà, Silvia? È arrivata un'altra domanda che è un'altra in diretta. Allora, per la tua esperienza, come siamo messi a livello di capacità progettuale? Dipende anche lì, nel senso che per esempio il GAL opera cerca di tradurre in progetti quello che deriva dall'ascolto del territorio, cioè noi abbiamo ascoltato il territorio e poi abbiamo creato i bandi in funzione del territorio, abbiamo creato la strategia in funzione dell'ascolto. Ovviamente ognuno ha il suo ruolo, nel senso che il problema non è che tutti sappiano progettare, l'importante è capire che cosa si vuol fare tutti insieme e poi chi fa cosa, perché altro problema è dare soluzioni, nel senso che magari noi sappiamo che cosa, ognuno di noi può avere più o meno una formula, o vedere da fuori che cosa può mancare in un luogo e dire questo serve sicuramente, però poi se non c'è una persona che fa, se non c'è la comunità che fa, se le persone che vivono i luoghi non fanno le cose perché non sono interessati, perché non lo sanno fare, perché non lo vogliono fare, ovviamente sono soluzioni
inutili, quindi è chiaro che si può raccogliere solo esclusivamente quello che viene sempre dal basso, lasciatemi passare questo termine che è un po' così, insomma, discutibile, però nel senso dal punto di vista dei territori, delle comunità e delle persone si possono affrontare le cose soltanto da questo punto di vista. Purtroppo i progetti vanno anche verso degli inciampi, li chiamiamo così oggi, di natura burocratica, politica, e quindi spesso e volentieri ci sono dei frequenti rallentamenti amministrativi che implicano e hanno degli effetti a cascata su tutto il resto, e quindi chiaramente la realtà già complessa diventa complessissima. Allora, è arrivato il momento in cui Valerio fa le domande strane. Aiuto. Stiamo chiudendo e quindi è giunto il momento. È una domanda per tutti e tre, quindi adesso dirò chi inizia e poi vedo le vostre facce terrorizzate. Alessandra dice, si sta già maledicendo di aver detto, ma perché? Vada subito alla domanda. Allora, domani mattina ricevete una chiamata e il Presidente del Consiglio che vi dice vi do tutto quello di cui avete bisogno per sistemare la situazione. Devi scegliere che soluzione adottare. Ecco, che soluzione adottate per risolvere la situazione di questi luoghi? Iniziamo da Maurizio. Allora, è cattivo, Allora, prima di tutto rispondo gentilmente, non c'è problema, lo faremo. E poi inizia a mandare i soldi. Cosa farei? Chiamerei molta gente che ha detto Silvia, molti progettisti, e fare per studiare, per applicare politiche come stavo dicendo prima. Ci sono, per fortuna, è da molti anni che si studia il fenomeno dello spopolamento e ci sono soluzioni funzionanti, quindi andando a vedere laddove hanno funzionato si possono replicare. E mi collego a quello che ha detto Silvia, perché ha detto bisogna fare anche un tipo di politica diversa, che non si può dire al territorio una partecipazione dal basso, perché se quel territorio ha una popolazione over 60 e sono 2 gatti, è naturalmente svantaggiato rispetto a un altro territorio dove si aspetta una partecipazione dal basso ma è molto più popolato. Quindi deve essere un insieme di progetti già testati che potrebbero andare come modelli in Sardegna, ossia sicuramente quello di le strutture e poi progetti di inserimento di altre persone, perché poi è quello alla fine. Un paese si spopola, altre persone vuol dire giovani coppie di qualsiasi tipo, perché quando, come sto dicendo con Silvia, serve che arrivino nuove persone, ma serve anche che la gente, che si muove, è un meccanismo complesso, dove una cosa le cose sono interdipendenti. Quindi è un insieme, ci sono diverse politiche da applicare tutte insieme, non c'è mai una soluzione unica, però bisogna andare in quella direzione, ossia di fare il retro. Bene. Alessandra, non tirarti indietro, è il tuo turno. Ho avuto un problema di rette, non sto scherzando. Allora, sono d'accordissimo con Maurizio. Una cosa che mi incuriosisce, che poi è un po' la domanda che è stata fatta a Silvia, effettivamente le capacità di reperire fondi europei, cioè se effettivamente ci sono le professionalità che si sanno occupare di questo. Cioè effettivamente ci sono le persone che sanno scrivere progetti europei, che sanno occuparsi di reperire capitale, perché al di là di tutto il discorso molto romantico delle comunità, le comunità rimangono laddove c'è effettivamente un'opportunità di servizio, lavorativa, eccetera. Quindi sicuramente, come diceva anche Maurizio, formare e far sì che all'interno di ogni comunità siano presenti effettivamente le professionalità che possono reperire poi ulteriori soldi, perché sappiamo bene che i soldi poi a un certo punto finiscono e devono essere di nuovo reperiti. Quindi per me è un investimento professionale, assolutamente. Quindi inserire all'interno di ogni comunità, di ogni GAL, di ogni parte politica, persone che effettivamente si possono occupare di reperire fondi ulteriori che possano valorizzare ciò che abbiamo, perché davvero io
non posso girare in un terreno privato e scoprire che la metà delle Domus Georgianas è coperta dalla vegetazione perché non c'è nessuno e non ci sono i fondi per pulirla, che non ci sono dei soldi per fare degli studi sull'archeologia, che ha dei buchi allucinanti in Sardegna, che i resti cioè quello che è presente nel museo di Las Plasas in parte è stato trovato in una passeggiata casuale del 2007, cioè non può essere tutto così, cioè, abbiamo tantissime risorse, abbiamo tantissimo da valorizzare, forse questo è un po' la nostra pecca, perché è davvero tanto ciò che è presente all'interno di quel territorio, quindi va valorizzato creando però effettivamente delle possibilità lavorative, degli utilizzi sostenibili diversi, perché una cosa che abbiamo detto più volte anche con Maurizio è stato: chissà se in un posto dove è presente una forte identità o forti realtà sostenibili avrebbero mai fatto la proposta effettivamente di inserire dei luoghi che sono dei siti di stoccaggio. Io credo proprio di no. Quindi è come se ci fosse un buco, che è un buco sia a livello territoriale, perché è un territorio a maglia larga, proprio perché la popolazione effettivamente è poca, però è un buco anche di possibilità. È come se effettivamente lì si fosse vista una possibilità per poter inserire delle realtà di quel tipo, e queste possibilità non le dobbiamo far vedere. Non dobbiamo sempre dire noi, perché a noi ci mettono i rifiuti, perché a noi mettono le basi. Se noi creiamo delle realtà sostenibili importanti e forti, le proposte non arrivano. Le proposte di questo tipo non arrivano. Quindi assolutamente investire su creare i motivi per tornare o restare nei paesi, quindi economia, posti di lavoro o alternative comunque sostenibili. Assolutamente d'accordo con Maurizio. Grazie Alessandra. Silvia? Allora, se mi chiamaste Draghi, allora farei avrei un mezzo problema, nel senso che chiamerei il partenariato, i quasi 280 soci, che sono soci privati e soci pubblici, ovvero i comuni stessi dell'area GAL, e gli chiederei che cosa vorrebbero fare con quei soldi. Questo è quello che farei, perché il problema principale è appunto non solo trovarli i soldi, spesso e volentieri si trovano, perché ci sono anche persone che progettano, persone capaci che spesso e volentieri non vengono pagate per progettare, questo è da dire, vengono pagate magari dopo, però ci sono. Il problema è che quello che ha usato un termine al quale mi aggancio, Alessandra, sostenibilità, cioè gli investimenti che noi facciamo all'interno dei territori devono essere sostenibili dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista anche economico. Cioè non possiamo più costruire cattedrali nel deserto o grandi opere o piccole opere che però non sono vive, che non sono date in gestione, che sono lasciate lì, diciamo, a morire, che non sono poi alla fine una vera ragione non diventano più una forza del territorio, ma diventano un bene dismesso di cui occuparsi ulteriormente. Quindi diciamo che la cattedra progettuale deve anche lì prevedere, cosa molto importante, la sostenibilità del progetto finale. Chi vuole fare cosa, è sempre lì il discorso, al di là di che cosa possiamo fare, chi lo vuole fare, perché quella è la cosa più importante. Solo in quella maniera avremo persone nei luoghi che resteranno e persone che si occuperanno dei loro luoghi o dei luoghi di qualcun altro, nel senso che alla fine è bello anche pensare a quello appunto che ha detto più volte Maurizio, questo scambio, l'arrivo. Mi piace pensare appunto, e credo che sia giusto così, che gli spazi siano aperti e le persone possano arrivare e trovare i loro spazi anche in luoghi che non sono appunto quelli in cui sono nati. La cosa più importante però è che le persone scelgano e siano libere di scegliere se vogliono restare o partire, non che debbano farlo. Quella è la cosa sicuramente più importante. Hai detto una cosa bellissima che sposo e condivido, cioè che siamo una terra di arrivi, in effetti, quindi non solo di partenze, e dobbiamo iniziare ad accogliere in realtà, no? Dobbiamo anche modificare un po' la nostra, o meglio, modificare no, ma limare
la nostra cultura dell'accoglienza, no? Quindi non solo, siamo sempre stati anche storicamente una terra di approdi, quindi sardi sì, ma sardo è chiunque decide di abitare e di vivere la propria vita in questa meravigliosa isola. Passo subito la parola a Isa, altrimenti che abbiamo già sforato di 6 minuti, ma... Io vorrei dire, vorrei rispondere anche io al Presidente, se posso, perché già... È vero. Te lo concedo. Scusate, me ne approfitto, insomma, chiama voi, vorrei che chiamasse anche me. Mi ricollego, secondo me è fortissimo il fatto che in 3 abbiate dato più o meno, diciamo, la stessa risposta, però via via aggiungendo un tassello. Io vorrei aggiungere l'ultimo tassello a questa cosa, perché ok, mi arrivano i soldi, ok, ho il progetto, quindi diciamo che ho chiamato i soci, ho chiamato i professionisti, ho individuato i professionisti, ho scritto il progetto. Il progetto però deve essere anche attuazione, perché spesso e volentieri, anche quando si parla di start-up, ci fermiamo poi a un anno e dopo quell'anno è morto, sostanzialmente è morto sul nascere, perché purtroppo spesso e volentieri noi facciamo i progetti pensando al lancio, ma non pensiamo a lungo termine, e quindi la fattibilità è l'attuazione anche di questo progetto. Quindi, come diceva anche Silvia, chi ci lavorerà, ma soprattutto riconoscere quelle professionalità che garantiscono che quel progetto abbia successo anche nel momento in cui quei soldi finiscono, perché i soldi ci sono o non ci saranno più. I soldi a me servono per far partire la macchina, però c'è qualcuno che ci deve mettere il carburante in questa macchina e deve avere sempre innanzitutto passione e voglia in quello che sta facendo, e poi ovviamente anche professione. Purtroppo spesso e volentieri c'è anche una mancanza di riconoscimento e sì, diciamo proprio di riconoscimento della professionalità. E in parte mi ricollego anche a quello che ha detto Alessandra, siti archeologici tantissimi che sono magari in stato, sono abbandonati, non sono puliti, non sono gestiti. Questo perché? Perché spesso e volentieri si fa un progetto in cui si dice, vabbè, ho quei soldi, apro, scusatemi, ma questo lo devo dire, Lavoras, utilizzo Lavoras per portare un anno avanti quel progetto, non ci lavora nessuno che tendenzialmente abbia effettivamente tutte le competenze richieste per farlo, e tantomeno c'è un progetto che poi ti dica ok, dopo quell'anno di finanziamento puoi andare avanti, e quindi torniamo punto e a capo. E quindi secondo me questo è importante, dobbiamo anche cambiare il metodo di fare progetto, perché i soldi ci sono, li richiedo, arrivano e poi sostanzialmente fanno gazzosa. È un po' come quando versiamo la birra, a un certo punto la spuma va via e i soldi sono quelli. È vero, è così, è quella spuma. Lo so che non è proprio professionale da dire, però un po' è questo il sentimento. Quindi evitare che anche una politica del prendo tutto e poi però non so come renderlo efficiente, ecco, efficace. E chiudo perché mi sembra sufficiente. Volevo giusto chiedere a ognuno di voi che cosa, se ci vuole dire qualcosa in chiusura. Devo dire che tra l'altro è stata uno dei dialoghi, in questo caso Hermes, più discussi, insomma, anche dal pubblico, quindi sono veramente molto contenta. Grazie ovviamente a voi che lo avete reso tale. Quindi vi direi subito, diteci qualcosa per in chiusura, ecco, qualsiasi cosa vogliate dirci. Facciamo partire, vai Maurizio. No, chiudo aggiungendo l'ultima cosa. Sì, sono d'accordo perfettamente per quello che avete detto tutti, Silvia, Alessandra e Isa nell'ultimo intervento. Chiaramente sostenibilità è la base, cioè penso che un finanziamento, se io lo prendo, torno al discorso qui, quando devo rendicontare a Draghi, deve essere di avviamento di una cosa che cammina con le gambe, con le sue gambe. Ad esempio, il Mandorle, noi abbiamo visto, e con Alessandra abbiamo avuto modo di conoscerlo, attingendo ai saperi che ci sono, ai buoni esempi di questi posti, si può replicare un modello come quello del mandorletto, che è una coltura che senza acqua funziona ed è un bio facilissimo, e le mandorle hanno una domanda altissima. Finito, andiamo a mangiarci un po' di mandorle. No, basta. Era grazie comunque per la discussione. Avrei continuato ora, però. Vado io? Ale.
Sì, allora io ho già detto tantissimo, aggiungo una riflessione tornando invece al discorso delle scorie, o meglio, dei rifiuti radioattivi, perché le scorie sono un tipo di rifiuto radioattivo. Questo è molto importante capirlo perché le scorie vengono dagli impianti nucleari, i rifiuti radioattivi vengono anche dalle attività mediche e sanitarie. Quindi pensiamo anche che non è sufficiente dire qui no, perché qui no e se non dove. Okay. Bisogna pensare un pochino anche a cambiare il modo di produrre i rifiuti. Quindi non solo qui no, perché sennò continuiamo a passare la patata bollente, ma pensare davvero che magari la sonda a fumo che contiene una parte ad esempio radioattiva all'interno può essere prodotta con materiali alternativi. Quindi mi piacerebbe, al di là del lavoro sul territorio specifico di cui ho detto parecchio, penso di aver fatto capire il mio interesse, una riflessione anche su che non è sufficiente dire qui no, bisogna quindi capire che questi rifiuti esistono, vengono prodotti dalla quotidianità e dalle visite che ognuno di noi fa, e quindi pensare anche a effettivamente un utilizzo diverso di questi rifiuti. Io? Sì, Silvia. Un invito, diciamo, prima di tutto ringraziarvi perché sono stata comoda, molto comoda, mi sono sentita molto comoda e spero che ci vedremo presto in un contesto ancora più diciamo, conviviale magari, no? Da questo punto di vista in prossimità e vicini, sperando questo. Io credo che questa pandemia di fatto abbia messo in rilievo molti elementi. Il fatto di essere obbligati, diciamo, di stare più vicino ai nostri luoghi, a riflettere sulla necessità e sull'importanza degli spazi, della nostra relazione con l'ambiente, quindi con la natura, ma con appunto l'ambiente che ci circonda, ma anche la nostra maniera di relazionarci anche adesso. E quindi la valutazione del modello di sviluppo che abbiamo creato fino a questo momento ci impone necessariamente una riflessione drastica di cambiamento, nel senso che stiamo parlando da diverso tempo ormai di impatti, di cambiamenti climatici, di modelli di sviluppo, diciamo che non calzano più con la vita della Terra e con la nostra di fatto, ma è quello che di fatto è stato generato. E quindi da un lato c'è la volontà e la necessità più che altro di mettere in discussione il modello che abbiamo creato fino a questo momento. Dall'altro l'opportunità di capire che in quello che oggi abbiamo cercato di difendere, di fatto, c'è tanto di una possibile svolta, di un possibile cambiamento di questo modello, e che quindi se vogliamo ripartire da questa discussione, da questo concetto e questa idea di essere vicino ai luoghi, di essere vicino alle comunità, non possiamo prescindere da una riflessione che ne implichi sia una visione di rispetto sia una visione di rete. E quindi partendo da quello, da un lato dal cambiamento del modello e del sistema, e dall'altro dalla rivalutazione del fatto che o andiamo avanti tutti insieme o non va avanti nessuno più alla fine. Quello che sta succedendo d'altronde anche negli altri paesi a livello mondiale, anche sul tema della pandemia, lo dimostra. Alla fine non serve molto che qualcuno si porti avanti con le vaccinazioni se dall'altra parte del mondo qualcun altro non è vaccinato per nulla o non cerca di sconfiggere, diciamo, la pandemia o non riesce a sconfiggerla. E quindi un po' questo alla fine. Che bello. Grazie a tutti. Io vi ricordo due cose. Intanto andate a cercare le pagine sia di Tremasar Reportage su Instagram e su Facebook che del GAL SGT, che tra l'altro faccio i complimenti perché fanno anche una buonissima rassegna stampa
dai territori e per i territori, che è una cosa che apprezzo tantissimo, anche perché serve a me, quindi lo uso come strumento. I prossimi appuntamenti, ne ricordo uno che è anche già in sovraimpressione. La prossima diretta è il 30 aprile dalle 18:30 con i talks, dialoghi di tecnologia, arte e architettura insieme alla designer Mara Damiani. Abbiamo poi la settimana prossima un altro talk, il 7 di maggio, se non ricordo male. Isabella, sto sbagliando? Sì, no, il giusto? 7 di maggio con Mariangela Rappetti, ore 18. Perfetto. Isabella, vuoi spendere 2 parole tu? Perché io ho parlato tanto. Mi sa che abbiamo parlato tutti tanto. Io vi voglio ringraziare tantissimo e sono veramente molto soddisfatta e entusiasta di questa primo appuntamento, prima puntata, non so bene come chiamarlo, di Hermes, e secondo me non lo potevamo aprire meglio. Veramente grazie tantissime, perché se è vero che magari noi lanciamo l'idea, siete voi a mettere il contenuto. La qualità e la profondità anche dei contenuti è ovviamente sempre merito vostro. Quindi grazie veramente tantissimo, perché è stato davvero utile, interessante, e spero che ci aiuti tutti a vivere meglio i nostri territori e crei coscienza, ecco, in tutti noi, o ci aiuti a migliorarla, ecco, sicuramente. Quindi grazie di cuore. Bravi voi. Grazie. Grazie a voi. Buona serata e grazie anche a chi ci ha seguito, chiaramente. Senza di loro ovviamente non avremo senso. Anche, ovviamente. Grazie. Grazie. Buona serata.